Lei, professor Pirio, è stato arrestato come ideologo del progetto eversivo. Vediamo le sue idee. Lei si rifiuta di essere considerato un cittadino italiano. Perché? Ai sardi non conviene restare con l'Italia. Ma lei non vuole proprio essere italiano? Guardi, io non sono italiano, perché il nostro popolo ha origini dall'Asia Minore e dal Nord Africa. Ma se anche fossi italiano, ai sardi non conviene restarci con l'Italia. Perché? Perché finora abbiamo soltanto esempi di colonialismo che viene fatto in Sardegna dall'Italia. Ma lei pensa davvero che la colpa dei mali che ci sono in Sardegna dipenda soltanto dal fatto che è inserita nello Stato italiano? No, però l'Italia ha le sue colpe. L'Italia ha le sue colpe. Difficile non essere d'accordo con il professor Gavino Piliu, chimico dell'Università di Sassari. Siamo nel 1983 e questo simpatico cattedratico ha la singolare abitudine di insegnare indossando il tipico abito sardo ed è diventato famoso per aver fatto svolgere delle tesi di laurea in dialetto o meglio in lingua sarda. Uno stravagante? Purtroppo c'è qualcosa di più. Il professore è sospettato di essere l'ideologo di riferimento di un movimento politico eversivo, il Fronte Indipendentista Sardo, e per questo è finito sotto processo. Come pensa di arrivare a questa Repubblica Sarda? Beh, alla Repubblica Sarda si può arrivare anche con metodi pacifici, purché ci sia un numero di persone sufficiente e deciso. Per esempio con l'aiuto della Libia? No, io non ho parlato della Libia. E però questa è l'accusa che viene fatta, di avere complottato con i libici. E i giudici dovranno dimostrarla questa accusa. Cosa c'entra la Libia? Secondo gli inquirenti, il fronte avrebbe chiesto aiuti economici alla Libia di Gheddafi per finanziare la lotta armata contro l'Italia. Il dittatore libico non è ben visto a Roma. Gheddafi è sulla lista nera dei finanziatori del terrorismo internazionale e il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, lo vuole morto. È normale che l'attenzione sul movimento sia alta, anche perché nel frattempo ci sono alcuni attentati. Tutto cominciò nell'ottobre di 3 anni fa. Una bomba scoppiò davanti agli uffici della Tirrenia in via Campidano a Cagliari. Fu uno strano attentato che non ebbe mai nessuna seria rivendicazione. Le indagini navigavano nel buio. Poi, 2 mesi dopo, il colpo di scena. Venne arrestato Felice Serpi, militare in servizio di leva. Stava entrando al comando militare di via Torino con una busta carica di esplosivo. Messo alle strette, il giovane parlò. Rivelò l'esistenza di un'organizzazione eversiva. Fece un primo nome, Salvatore Meloni, autotrasportatore di Terralba, che finì in carcere. L'inchiesta si era ormai messa in moto. Gli imputati che dovrebbero comparire davanti ai giudici sono 27, ma domani ne mancheranno 2. Uno è un operaio di Burcei e Fisiolusso, imputato minore, latitante. L'altro è uno straniero, un libico per la precisione, Mohamed Tabet Angeli. La sua assenza peserà sul processo. Sul banco degli imputati 27 persone. Sono accusate di cospirazione politica e di costituzione di gruppi eversivi allo scopo, si legge nella sentenza di rinvio a giudizio, di commettere fatti diretti a sciogliere l'unità dello Stato per sottrarre la Sardegna alla sovranità italiana e costituirla in autonomo Stato nazionale. Al vertice dell'organizzazione ci sarebbero il professor Gavino Piliu, presidente del Fronte Indipendentista Sardo, docente di chimica all'Università di Sassari e sindaco di un paese del Sassarese, ed un autotrasportatore dell'Oristanese, Salvatore Meloni. In casa di quest'ultimo, la polizia trova ingenti quantitativi di esplosivo. I giudici non credono alla sua innocenza e Meloni viene condannato a 9 anni di carcere. 4 sono invece gli anni per il professor Piliu, che finirà ai margini della cronaca.